Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qua, buonasera a tutti sull'11ª puntata del Giro del Mondo in 80 giorni nella nostra mongolfiera di Radio Nostra. Con me nel cestello c'è Rossella. Ciao Rossella. Ciao Gianluigi, buonasera a tutte le persone in ascolto. Buonasera e buon anno anche, perché è la prima trasmissione dell'anno. No, è vero, fra una festa e vero. l'altra. Esatto, ci eravamo dimenticati, ma siamo già il 13 di gennaio. Oh, siamo già a metà mese quasi. A metà mese di questo 2026, non che sia partito proprio benissimo. No, il tempo vola via come la nostra mongolfiera. Va bene, direi di partire con un brano e dopo ci ragioniamoci sopra. Allora, col primo brano direi di mettere Senza fine, cantata da Patti Scampella, che sarà dopo nostra ospite. Senza fine perché dopo vi spiegherò perché. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro, per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto io voglio avere. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto io voglio avere. Senza fine, sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine, senza fine, senza fine, senza fine, senza fine. Senza fine, Patti, la nostra Patti l'ha cantata. Perché senza fine, Rossella? Perché senza fine? Perché qua sembra che la medicina non finisca mai e anche sembra che le iniziative
del presidente degli Stati Uniti, tale Trump, che forse qualcuno ha sentito nominare, siano illimitate, nel senso che ogni giorno deborda in tutti i notiziari con iniziative anche abbastanza in contraddizione fra loro delle volte, sembra, no? E Sì, allora, no, appunto, senza fine anche perché a Gaza non c'è mai fine. Era questo che sembra volevo... che non ci sia mai fine. Esatto, quindi abbiamo il nostro... Lo mettiamo per... Di solito lo mettevamo alla fine del programma, ma visto che ormai nessuno più parla di Gaza, è rimasta nel dimenticatoio, quando invece continuano le stragi, continuano i bombardamenti, continuano a non aver mai fine appunto gli abitanti di Gaza. E abbiamo il nostro messaggio di Sami che ce l'ha mandato oggi pomeriggio, mi pare, no? Sì, sì. Oggi pomeriggio, quindi è di oggi, ascoltiamocela. E questa notte è stata una notte molto difficile, soprattutto perché c'è il vento per tutta la notte, non si è smesso nemmeno un secondo, dove le tende stanno praticamente galleggiando, tutto perché facevano come le onde del mare, perché c'era freddo, c'è un vento fortissimo e poi ci sono situazioni molto terribili, soprattutto perché queste tende non sono fatte mai praticamente per proteggere di questi forti venti, tutto quanto. E ci sono delle tende che sono state volate praticamente per causa di questo mal di tempo, poi ci sono tanti bambini praticamente soffrono di freddo, finora praticamente in questo inverno, quasi da un mese fino ad oggi, sono stati praticamente morti più di 7 bambini per causa del freddo e stanotte praticamente sono morti anche altri 5 bambini lì all'ospedale di Scefa per causa di freddo, anche 10 anziani sono praticamente soffocati per mancanza di ossigeno, tutto quanto. Situazione molto gravissima, non sta entrando proprio niente per proteggere di questo freddo, situazione ancora più grave del solito, una situazione che è voluta praticamente soprattutto anche del mondo interno, perché non posso praticamente credere qui la gente di Gaza non possono avere le coperte o le tende o le caravane praticamente per starsi, mentre il mondo sta guardando, non sa fa praticamente alzando un dito, perché siamo nel XXI secolo e il mondo praticamente lascia la gente di morire, dove dicono nell'occidentale, l'Occidente, anche gli Stati Uniti, che c'è la democrazia, i diritti umani, ma se questi diritti umani ti lasciano praticamente questo criminale di guerra Netanyahu, praticamente che è condannato dai tribunali internazionali, che gestisce praticamente questo genocidio, vuol dire poi viene accolto negli Stati Uniti d'America, altri paesi europei, praticamente come presidente di un stato di apartheid praticamente, perché è un stato di apartheid, perché ci sono queste che sta pagando un prezzo carissimo solo la popolazione palestinese, situazione ancora drammatica, c'è anche la fame, ci sono mancanza di tutto, praticamente di corrente, non c'è proprio nessun mezzo di riscaldamento perché non esiste, perché anche non c'è la legna più, non sta entrando il gas a cucina, non sta entrando niente. Questa è la situazione a Gaza. Ecco qua, avete sentito la situazione a Gaza, appunto è come quella di un mese fa, 2 mesi fa, 3 mesi fa, cioè non sta entrando nulla degli aiuti umanitari. Sì, e basta guardare su Facebook, ci sono tantissimi video. Se insomma chi vuole può cercare anche Sami Abu Omar, lui posta tantissimo tutti i giorni perché è uno dei compiti insomma che si è dato, e sono sotto dei pezzi di plastica che non sono neanche più tende perché c'è un vento terribile, ci sono stati varie bufere di vento. È veramente agghiacciante e non permettono che entrino le tende, quelle vere, magari che potrebbero durare un po' di più, che entri, non c'è la legna, non c'è il gas, non c'è niente per riscaldarsi. Sono morti dei neonati anche i giorni scorsi per il freddo.
E insomma un po' ci vergogniamo di appartenere a questo mondo perché... E ecco, è una notizia che ho letto pochi giorni fa, hanno ripreso con le immagini satellitari Gaza appena firmata la tregua, sono passati 2 mesi, doveva essere cominciata la fase 2, cioè la ricostruzione o almeno rimuovere le macerie. L'unico risultato è che hanno buttato giù uno dopo l'altro 2000, almeno 2500 edifici. Lo dicono le immagini satellitari prese pochi giorni fa. E siccome già 2 mesi fa l'80% del patrimonio edilizio, che comprende case, scuole, ospedali, moschee, chiese, era distrutto, e adesso continuano, insomma l'intento è abbastanza chiaro, no? Quello di spianare in pratica tutta Gaza e renderla inabitabile. Certo. Mm, Va bene, quindi noi ogni settimana c'è Sami che ci manda il suo messaggio e noi volentieri lo postiamo e lo rendiamo pubblico a tutti. E direi di passare prima di passare ai prossimi ospiti, che ci sarà prima uno stacchetto musicale. No, Rossella, noi abbiamo cercato qualcuno, però non so se avete notato il bel francobollo che abbiamo messo nella lista degli ospiti. Questo qua è un francobollo russo del 56, tanto per stare in tema, nel 56 c'erano le Olimpiadi di Cortina. Allora è un francobollo dell'URSS che per celebrare i 225 anni del primo volo in mongolfiere della storia, perché i russi, secondo loro, sono partiti prima dei francesi, dei fratelli mongolfiere, con l'inventore russo Kryachtuny, che avrebbe inventato nel 1731 di volare sopra quei palloni aerostatici. Questa è il francobollo che richiama appunto la propaganda russa che loro sono i primi migliori. Ma dicevo, sono i primi migliori, ma c'è anche un altro stato, no? Che si crede essere primo e migliore, che più o meno, secondo me, è la stessa, siamo lì anche come, una gara. come democrazia. Non so chi è che sia fra loro chi può vincere la medaglia d'oro della miglior dittatura. Perché adesso dittatura forse è un po' una parola grossa, no? Ma Per abbiamo il provato, momento sì, esatto, speriamo. abbiamo provato a chiamare qualche cittadino americano, ma nessuno ha voluto partecipare al nostro programma. Perché, Rossella? Perché allora intanto diciamo che sono persone molto diverse fra loro, che fanno lavori molto diversi, c'è chi ha un lavoro molto prestigioso, chi fa la casalinga, chi fa un lavoro normale, sono in punti diversissimi degli Stati Uniti, sono uniti tutti però dal timore, Dal timore cioè di non parlare invita di parlare alla radio. Ovviamente noi abbiamo precisato che non volevamo chiedere giudizi personali perché sono anche inutili, cioè credo che a nessuno interessi sapere Certo. cosa Copallo, no? Volevamo sentire un po' il polso della situazione e come i cittadini stanno vivendo quello che sta accadendo, cioè l'uccisione a freddo di quella signora, tra l'altro mi ha fatto molta impressione quando hanno dato la notizia, no? Che si sono subito affrettati a dire che era bianca e bionda, come se una che è bianca e bionda fosse più grave, insomma, però per certi aspetti è più grave, nel senso che non possono neanche dire ci siamo sbagliati e pensavamo che fosse chissà chi. Quindi queste persone che abbiamo interpellato non se la sono sentita. Adesso uno può anche pensare che esagerano, però Però, testimonia i casi di timore che c'è, no? esatto. E una persona mi ha detto il Grande Fratello è in ascolto. E questo, ecco, e mi ha detto, sono sconcertata da quello che sta succedendo, questo era il paese della libertà. No. E E sta per cui, cambiando, esatto. Va per bene. cui Che sia gente distratta?
È il prossimo brano cantato da Patti. No? Ah, mi fai trabocchetti. Che cosa resta del passato che non riesci a mandar giù? Il mare oggi è proprio un olio blu. Ma qui nessuno ti ha perdonato quando da casa te ne sei andato. Quanti progetti in mente, puoi finire a guardare il cielo, amando, sognando, crescendo, correndo, ti prendo. Gente distratta che viene e va. Che cosa resta del passato? Forse una 500 blu e un giradischi rovinato che ormai non va più. Tuo padre non ti ha mai parlato, per questo forse l'hai odiato. I grandi hanno sempre da fare e adesso cerchi un figlio per parlare. Amando, sognando, crescendo, correndo, ti prendo. Gente distratta che viene e va.
Gente distratta, la nostra Patti ce l'ha cantata e adesso direi, Rossella, di far salire la Patti Scanfella nel nostro cestello della mongolfiera e cambiamo scaletta. Forse con questa scaletta riesci a montare meglio. Ciao Patti. Ciao Gianluigi, ciao Rossella, buonasera a tutti, buon anno. Come ho sentito è la prima trasmissione del 2026, quindi un saluto a tutti e un augurio. Esatto. E c'è E benvenuta qualcosa a di acceso? voi. Ecco. Sento un ritorno del programma e forse avete qualcosa di acceso. Comunque, Patti Scanfella, la nostra cantante, che questa continuiamo sempre l'anno con la musica e quindi abbiamo deciso di chiamare Patti cantanti. Non abbiamo mai avuto cantanti come ospiti, no, Rossella? Non di recente almeno. Sì, sì, esatto, in questa sesta edizione. Allora, Patti, canti bene perché abbiamo sentito già i brani, poi ne sentiremo altri. Da quanto tempo siamo nella... Quello che abbiamo appena ascoltato, appunto l'ha inserito, si intitola Gente distratta, è un brano di Pino Daniele. E chi non conosce Pino Daniele, insomma, un idolo italiano, ecco, della musica. E praticamente sta canzone l'ha scritta nel 1991 e racconta appunto di persone che sono troppo assorbite nel lavoro, dalle preoccupazioni. Fosse adesso, magari il telefonino e tutto quello che c'è intorno. Ecco, io l'ho ascoltata, ho ascoltato anche la versione di Mia Martini e lì mi sono innamorata e l'ho così fatta mia, come l'avete appena ascoltata. Sì, bene. Ascolta, tu canti in giro, canti sempre, vedo che se andate sul suo profilo Facebook è in giro dappertutto, è sempre Vedi? che canti, insomma, ti dà soddisfazione, è questo che volevo dire, no? Sì, guarda, è da molti anni che io appunto canto. Ho fatto diversi generi musicali perché sono partita con un coro polifonico, eravamo in 80 e lì mi sono veramente divertita tantissimo perché proprio per l'unione di queste persone, per la passione che c'erano bambine da 10 anni e signori da 80 anni, quindi queste voci polifoniche, contralto, soprano, basso, tenore, e lì insomma sono partita così per qualche anno. Fatto canto gregoriano, popolare, operistico, e poi mi sono un po' lanciata nel mondo della musica con il piano bar e poi live, insomma, come avete appunto sentito in questi pezzi che Gianluigi ha messo in trasmissione. Sì, Collaboro con diversi musicisti, ecco. sì, sì, vai dal jazz alla canzone italiana, no? Sei Sì, molto spazio. poliedrica. Molto. Allora, a me piace ascoltare tutta la musica, tutta. Mi piacciono molto le cantanti americane, proprio le adoro il loro modo di cantare, di esprimersi, però anche la musica italiana, insomma, ci sono veramente dei cantautori, ecco, tra questi per esempio mi piace molto Sergio Cammariere. Che poi sentiremo poi un brano subito dopo che ci hai mandato, una canzone sua di Cammariere. Sergio Cammariere, che tra l'altro devo dirti, l'estate scorsa ho avuto il piacere di vederlo in spiaggia a Jesolo, ha fatto un concerto sulla sabbia
e alle spalle aveva il mare al tramonto. Ed è stata una cosa bellissima, tutti sulla sabbia con gli asciugamani, è stato veramente suggestivo e molto bello. Che bello. Bello, Sì, sì. molto. Posso fare Anche una per... domanda io a Patti, Va bene, te Sì, lo concediamo. messaggio cameriere? Senti Patti, io ti devo chiedere una cosa. Quanto conta l'attitudine e quanto conta lo studio per cantare bene? guarda, è importantissimo. Ehm, cioè, lo studio ti porta a, come posso dire, a esprimere comunque quello che sei te, quello che tu hai dentro, perché praticamente tu assimili tutto quello che può essere, diciamo, un brano, però poi lo fai tuo e lo esprimi a modo tuo. E con lo studio fai questo, non puoi improvvisare così senza Quindi non è che uno preparazione. è un genio e canta e No, secondo me no. Io faccio così, proprio entro nel pezzo, me lo ascolto, lo riascolto, me lo elaboro e per poi poterlo insomma interpretare cerco di nel farlo modo. mio. Sì, sì. Sì, sì, confermo, lei studia tutti i particolari della canzone, no, no, continuamente, fino quasi a un'ora prima di cantare. Insomma, è molto pignola adesso non so se è un pregio o un difetto, credo che sia un pregio. Non lo so, Prego. io devo fare così per sentirmi Eh, anche tranquilla. sì. E tecnicamente, cioè c'è tanto lavoro tecnico per imparare a usare la voce, oppure hai un dono, hai sta voce così bella, potente, modulata, non so. Allora, la tecnica la fai con la scuola, devi studiare con l'insegnante, ti insegna un po' l'impostazione, però credo sia anche un po' la dote, che La magari notte. metti insieme la dote e poi, come ti ho detto, se tu ascolti ehm, cantanti, proprio riesci come posso dire, entrano Immedesimarti, dentro e poi entrarti. esatto, sì, E quindi, insomma, vabbè, insomma, lo studio e la canzone, assolutamente. esatto. Sì, Allora, ci sono le 2 mm, cose, lo studio diciamo teorico e con l'insegnante e poi c'è la pratica che questa la devi fare con gli anni, vabbè, sì, insomma. insomma. Sì. Allora, con Patti abbiamo fatto un bel progettino, no? Una serata tutta mia, adesso metto anche la locandina, toh, ecco qua, Ah, eccola. che è stata molto apprezzata anche dal pubblico, da tutti, è riuscita bene e no, e Molto. siamo riusciti a produrre questa serata, questo progetto. Eccola qua. Esatto. E anche le foto che avete visto, le foto di Andrea Salvi, sono state scattate durante la programmazione, insomma, il concerto. Con Patti abbiamo fatto anche un'altra cosa bella, no? Molto bella. Vado con l'altra locandina, eccola qua, che è semplicemente Lina, che ti sei innamorata subito Io sì. di questo spettacolo, di questa storia. Sì, subito, subito, veramente mi ha toccata e quando mi hai chiesto vuoi far parte del gruppo, come potevo dire no? Poi tra l'altro si sta evolvendo la cosa perché ci sono continue sorprese. Sì, Tipo quella di domenica che la figlia di Lina, Lina Chiusso, Lara Maniscalco, Lara. è riuscita a estrapolare da vecchie bobine
dove la mamma aveva registrato alcuni brani, andava in sala di registrazione, è riuscita a riascoltare la voce della mamma con delle novità che magari Magari vediamo, tu, esatto, vediamo Gianluigi, cosa riusciamo a fare, perché sul canale di Radio Nostra potete trovare anche ancora alcuni brani di Lina Chiusso che ha cantato, che ha inciso negli anni 63-64. E con con questo progetto della Semplicemente Lina, adesso stiamo vedendo, no, di portarlo un po' in giro. eh sì, ci saranno dei concerti. Beh, lo dico io, l'8 marzo. Esatto, 8 marzo Questa- dovremmo, esatto, Esatto. a Cassavio lo riproponiamo perché abbiamo proposto quest'estate durante la canzone del Festival Veneziano, e quindi l'8 marzo è piaciuto e quindi lo riproponiamo. E stiamo provando, no, specialmente la Patti sta provando di portarlo un po' in giro nel Veneto, perché insomma anche la riscoperta di Lina Chiusso, no, porta un po' questa poesia dei cantanti degli anni 60. Sì, beh, tra questi luoghi dove io appunto sto cercando di proporlo c'è Sandrigo, Esatto, dove Lina Chiusso nel 1967 vince il Festival della canzone veneta con la canzone Racconto d'inverno. E lì adesso vediamo se riusciamo ad arrivare anche là, insomma, sarebbe molto esatto. bello. Mm. Bene, allora tiriamo anche il prossimo, cosa dici? Il prossimo progetto lo lanciamo? Sì, sì, Vai, sì, adesso metto la locandina. Eccolo sì, qua. Terzo progetto, compatti, che sarà lo swing proibito. È sì. tutto, esatto. Questo qua in Questo estate. incuriosisce Questa molto. qua è una cosa bella. Forse ho sbagliato la locandina, ma è lo stesso. Eccola qua. Sì, ho messo quella generica, ma comunque va benissimo lo stesso. E anche perché siamo in fase di studio e di Sì, sì, costruzione dello sì, spettacolo, e quindi vi diamo appuntamento quest'estate per questo swing proibito. proibito, Mm. Sono Beh, è un bellissimo curiosissima. progetto. Potete dire proibito da chi? È una Proibito sorpresa. no, vabbè, proibito. Si parlava prima di dittature, no? Proibito Ah, dalle dittature dell'epoca. da quello che faceva andare i treni in orario. Ok, Esatto, che ho capito. che sembra che insomma dopo 100 anni di storia, forse meno, le cose non cambiano mai. Già, Mm. purtroppo. Bene, va bene. Patti, grazie per questa chiacchierata di musica e di progetti che stiamo sviluppando. E niente, se vuole stare in mongolfiera puoi restare Rimane, pure, Posto, rimani pure, anche posto. perché sì, esatto, si sta bene. Allora mandiamo anche il prossimo tuo brano, che dicevamo, quello di Cameriere, L'amore non si spiega, giusto? sì, Eccolo qua, sì. via. Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore? Per dirti cosa sei per me. Dormo ancora sola in questa stanza dove il buio e i sogni vanno via. Resta solo il peso della mia malinconia. L'amore non si spiega, fa girare il mondo e poi, se non c'è, diventa tutto inutile. Non puoi fare
sarai solo per me. Dimmi che consolerai il mio pianto ed io vivrò solo per te. Dammi ancora solo un po' di tempo, giusto quanto basta, perché poi torni ancora tutto come prima tra di noi. Volando, superando i monti verso cieli bianchi di libertà, e volando finché tutto il mondo è solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare, cosa non farò per te. Tu solo sei l'amore, tu solo sei per me. E ora cosa non farò per amare, cosa non farò per te. Tu solo sei l'amore, tu solo sei per me. E ora cosa non farò per amare, cosa non farò per te. Tu solo sei l'amore, tu solo sei per me. Ecco qua, L'amore non si spiega, cantata da Patti. Patti che ce l'abbiamo ancora, ci sei sempre sulla nostra mongolfiera? Sono, Sì, sono ecco qui. qua. Patti, questo con che gruppo, chi erano i tuoi musicisti che ti affiancavano? Allora, voglio salutare e ringraziarli. Allora, Ivan Biasi al contrabbasso, Pier Giorgio Foresi alla chitarra, Pari De Ceolin alla batteria. Poi abbiamo come special guest Marta Bennes sull'amore non si spiega alla tromba e Pier Giorgio Caverzan al sax sulle prossime, su altre canzoni che sentirete più tardi. Ah, bene. Grazie a tutti e buon proseguimento. Bene, Grazie. grazie Patti, e ci ascolteremo anche più avanti altri brani. E adesso, Rossella, passiamo un altro ospite, che poi è un ospite che è amico del Giro del Mondo in 80 giorni. Sì, che però abbiamo chiamato qui il nostro amico Maurizio Nappa, di solito è la nostra guida letteraria. L'abbiamo chiamato per parlare del spaventoso incendio che c'è stato a Crans-Montana, perché lui ha vissuto in Svizzera 17-18 anni e si occupa proprio di sicurezza e prevenzione degli incidenti, e quindi ci sembrava la persona giusta. Precisiamo che non è in diretta, perché in questi giorni è appunto occupato a occuparsi di, scusate la Sì. sicurezza, in un altro paese, quindi l'abbiamo registrato qualche giorno fa, subito il giorno stesso in cui poi hanno arrestato il titolare del locale. Quindi Maurizio, questa notizia, a parte che noi abbiamo cercato di concentrarci di più appunto sulla questione della sicurezza e dei regolamenti, perché non ci interessava tanto l'aspetto, diciamo, giudiziario. Esatto. Va bene, allora ascoltiamoci l'intervista con Maurizio, la faccio partire. Se parte. Maurizio Nappa, che però oggi abbiamo qui non in veste di guida letteraria, ma
in veste di persona che lavora da tantissimi anni sulla sicurezza e che ha lavorato tantissimi anni in Svizzera. Benvenuto Maurizio. Grazie, buonasera a tutti. E naturalmente ti abbiamo chiamato per ragionare un po' con te su quello che è successo, su questa tragedia veramente che ha colpito tutti, anche sia per l'età, insomma, delle vittime, sia per il numero spaventoso, insomma, delle persone che sono morte e dei tantissimi feriti, questo incendio, così. Quindi tu che conosci bene il paese, anche le norme e anche perché ci lavori, ecco, che Sì. riflessioni hai avuto? Sì, tra l'altro io la settimana prossima lavorerò di nuovo in Svizzera, quindi insomma sto per andare lì. E beh, io direi prima di tutto vorrei raccontarvi un po' la vita in Svizzera. Io, come sapete, sono italianissimo di sangue, di radici, ma sono anche svizzero per scelta, perché ho vissuto lì quasi 20 anni. Ci tenevo ad integrarmi, io ero nella Svizzera tedesca, ero a Zurigo, a Horgen, e quindi insomma ho imparato la lingua, ho delle amicizie e degli affetti in Svizzera molto, molto solidi, quindi insomma è un paese che amo, però esattamente come amo l'Italia e critico l'Italia, così amo la Svizzera e critico la Svizzera per quello che non va. Quindi adesso sentirete delle cose che non sono necessariamente legate all'evento, alla tragedia, ma delle cose che in Svizzera non vanno bene, richiederebbero dei miglioramenti e che però forse noi italiani o gli europei in generale insomma, non consideriamo, perché la Svizzera è vittima di un pregiudizio positivo, sono tutti bravi, tutti precisi. Allora, su tutti bravi potrei dire anche di sì, perché effettivamente sono persone molto calme, molto miti, non so, per esprimere dissenso non c'è mai come dire, un attacco diretto. Noi in Italia siamo abituati alla polemica continua, lì non esiste. Lì ricordo che insomma, all'inizio nel 2008, quando mi ero trasferito lì, cominciavo a vivere lì e mi occupavo di sicurezza in alcuni laboratori chimici. Quando proponevo delle cose, il loro modo di resistere era, dicevano sempre sì e poi cercavano l'eccezione a quello che io stavo dicendo, cercavano la deviazione dalla regola, oppure se parliamo di leader, quindi dei capi del management, mi dicevano ah sì, va bene, io però farei. E io la prendevo come va bene, tu faresti una cosa diversa, ma mi hai detto che va bene, ok, questa è la mia cosa, è la mia procedura. Invece il io farei era il massimo della critica che si poteva esprimere. Una cosa molto più banale, io andavo al Teatro dell'Opera, una volta c'era questo grande tenore che steccò, chiese di ricominciare da capo, alla fine applausi scroscianti, perché dissi, boh, ma insomma ha sbagliato, abbiamo visto una performance al di sotto delle aspettative, ma noi siamo svizzeri, noi non ci mettiamo certo a fischiare, non ci mettiamo a criticare. Quindi ecco, insomma, la Svizzera è un po' questo, un paese mite che crede, fa credere che tutto vada bene, ma in realtà non è così. Non sempre è così, voglio dire, come del resto nel resto del mondo. Nel caso specifico dell'evento di Crans-Montana, io direi prima di tutto di inquadrare la geografia. Un villaggio di montagna, luogo di un resort sciistico, ma un luogo molto piccolo. Quindi dico questo perché? Perché è un posto dove si sta tranquilli. Ho letto e ho sentito in Italia delle cattiverie insomma, sulla morte di questi giovani, insomma, c'era chi si chiedeva ma che genitori sono quelli che li hanno mandati la notte di Capodanno in questo locale? Ecco, non stiamo parlando di chissà quali locali notturni, stiamo parlando di un villaggio di montagna dove si cammina per strada tranquillamente, dove la vita è tutta lì. Ecco, non siamo a New York, non siamo a Londra, non siamo in chissà quali nightclub. E io sono convinto che questi genitori che erano in quel villaggio, erano andati in vacanza con i figli, sapevano che i ragazzi
avrebbero trascorso il Capodanno in quel luogo e lo hanno fatto con tutte le migliori intenzioni, proprio convinti di essere in un posto protetto. Nulla sarebbe potuto accadere, Certo, attorno non c'era nulla. Quindi cominciamo a certo. ridimensionare questo. Non erano dei genitori degeneri, probabilmente l'hanno fatto proprio per passare un Capodanno tranquillo nelle loro intenzioni. Loro sarebbero rimasti a casa, sarebbero andati a dormire e i figli erano in questo Che poi luogo non era protetto. neanche una discoteca, no, era un No, bar, no. quindi Era insomma. una sorta di pub, c'era un piano seminterrato dove è avvenuta la tragedia e sopra c'era il piano terra, diciamo, dove il piano principale, dove insomma dove si entra, l'ingresso Sì, principale, dove ci sono le tavole, cose, insomma, consumazioni, dove ci sono le esatto. consumazioni. Ecco, quindi stiamo parlando di questo. Non è avvenuto in chissà quale locale strano, non c'era chissà quale musica particolare, quali droghe, ecco, non era niente di tutto questo. Detto questo, l'evento è accaduto, l'evento è sconcertante, è chiaro, adesso insomma ci sono le indagini in corso, qualcosa sta già venendo fuori. È venuto fuori per esempio che i controlli, il locale non aveva controlli dal 2020, che insomma, che era il soffitto era fatto, insomma, era coperto con del materiale infiammabile, probabilmente anche per isolare, insomma, per una questione di temperatura, però chiaramente era infiammabile, preso fuoco, quindi insomma voglio dire. Non c'è molto da dire, che la capienza massima del locale era di 200 persone, 100 per piano, e invece erano stimate 400 persone. Ora non so se il numero è esatto, ma anche se fossero state Sì, sì, 300, in ogni esatto. caso stiamo parlando di numeri che eccedono la capienza massima prevista. Quindi insomma una serie di deviazioni. Chiaramente una serie di deviazioni possono capitare ovunque nel mondo. È chiaro che ci sarà l'indagine che insomma la magistratura che stabilirà poi cosa è successo e definirà insomma le colpe. Quello però su cui io vorrei parlare stasera, insomma, quello che vorrei sottolineare del perché dico che poi la Svizzera non è questo modello di perfezione che tutti credono, è il fatto che le leggi sono molto più blande delle nostre. Delle nostre non parlo delle italiane in particolare, parlo delle europee in generale. Quindi esempi molto banali: gli estintori in Svizzera vanno controllati per legge ogni 3 anni. Ogni 3 anni. Ogni 3 anni. Nella maggior parte dell'Europa è ogni anno, la frequenza è annuale, in paesi come l'Italia, la Turchia ogni 6 mesi. Quindi già E qui lo sperimentiamo anche in un banale condominio, no? Quindi dove sì. sicuramente ci sono molte meno delle 400 o 300 persone che erano lì tutte insieme. Noi lo possiamo vedere facilmente perché gli estintori, quando sono controllati, hanno l'etichetta, quindi insomma si può leggere la data, l'ultima data di controllo. E io che lavoro ancora per un'azienda americana, riuscivo a imporre gli standard aziendali, quindi noi li controllavamo una volta l'anno, ma creando tanti malumori con i colleghi svizzeri, perché per loro erano dei costi ulteriori che io imponevo quando in Svizzera si controllano ogni 3 anni. Ma non è, insomma, voglio dire, questo è un esempio slegato da quello che è successo, però chiaramente fa il paio con quello che è successo, perché stiamo parlando sempre di leggi sulla sicurezza, prevenzione incendi, e stiamo parlando di questo. Altro esempio: le uscite d'emergenza, le vie di fuga non richiedono obbligatoriamente l'utilizzo del maniglione antipanico. Se c'è, meglio. Quelle moderne sono dotate di maniglione antipanico, ma si trova tranquillamente nei locali, negli edifici, negli uffici, nei laboratori, come era il mio caso. Si trovano uscite, ma anche negli impianti chimici, perché insomma noi ai tempi avevamo degli impianti chimici che poi abbiamo venduto. Noi, intendo dire l'azienda per cui lavoro, non sono un proprietario, ma comunque anche negli stabilimenti produttivi le uscite aprivano verso l'esterno come
deve essere, ma non erano dotate, non tutte, di maniglioni antipanico. Quindi ogni volta che noi facevamo un po' un rinnovo, insomma, cambiavamo delle cose, ci dotavamo di maniglioni Si antipanico, ma aggiungeva. non Ma c'era non c'era richiesto, l'obbligo. non c'era Cosa l'obbligo. che mi sembra invece che in Italia, almeno a me sembra di vederle dappertutto, ste porte Esatto. nelle Poi scuole, negli edifici, negli sì, ospedali, sì, anche perché nella fretta, nel panico, nella paura, perché insomma ricordiamoci che No, l'emergenza certo. non deve essere per forza un incendio, Mm. può essere un terremoto, può essere un allarme bomba, può essere insomma una qualsiasi altra cosa. E ecco, in Svizzera non è così. Quindi c'è tutto un discorso di legislazione diversa. C'è da dire anche che le leggi svizzere non prevedono all'interno della legge, intendo dire le sanzioni, non si sa cosa succede se si devia dalla legge. E per esempio io quando ho fatto l'RSPP in Italia, quindi il responsabile del servizio prevenzione e protezione, l'ho fatto per tanti anni e usciva una nuova legge, io ovviamente ero una sorta di consulente interno, no? L'esperto interno del datore di lavoro. Dovevo assicurarmi che il datore di lavoro implementasse la nuova legge. E io la prima cosa che facevo, non gli presentavo la legge, io ho imparato a presentargli prima le sanzioni. Succede questo se non si fa, quindi lo spaventavo adeguatamente, poi si spiegava cosa si doveva fare e le cose venivano fatte. In Svizzera questo paragrafo finale, perché nelle nostre, insomma in Italia di solito questo è alla fine degli articoli Sì, di sono le legge, schede allegate. in Svizzera questo manca. Quindi quando io ho fatto lo stesso mestiere in Svizzera, non sapevo come fare pressione. Ti perché mancava uno strumento di pressione. Mi mancava uno strumento che era molto pratico, molto utile. E questo perché? Perché loro valutano sempre di caso in caso. Poi, parlando di altri argomenti, devo dire che purtroppo la legge non è uguale per tutti. Parliamo di tasse adesso. In 23 cantoni su 26 i multimilionari, quindi non noi comuni mortali, i multimilionari possono accordarsi con le autorità cantonali su quanto pagare e in questo modo non ricevono controlli fiscali. Io che pure ho preso un ottimo stipendio per tanti anni, insomma, ero comunque un dirigente di industria, quindi insomma voglio dire, non una persona insomma, che fatica ad arrivare a fine mese, io sono stato controllato sempre e nella mia dichiarazione dei redditi dovevo mettere anche la proprietà che avevo in Italia, l'affitto che prendevo da questo appartamento che era appunto affittato. E quindi voglio dire, nel mio caso i controlli erano capillari, ma i ricconi, quelli che superavano, non ho nemmeno idea di quali soglie stiamo parlando, perché io comunque non mi ci avvicinavo nemmeno, e poi ero in uno dei 3 cantoni dove la legge è uguale per tutti, quindi Ecco. insomma per fortuna non c'era questo tipo di problema. Ecco, io non mi ci avvicinavo nemmeno, ma certe persone potevano tranquillamente concordare con il fisco che è appunto gestito a livello cantonale quanto pagare e i controlli finivano lì. Vi dico questo perché adesso sta uscendo fuori un po' il discorso che sembra che questi proprietari del locale facessero una sorta di riciclaggio di denaro. Ovviamente queste sono le notizie di stampa, quindi non diamole per sicure, non diamole per vere, però insomma sono dei rumors che stanno circolando e chiaramente in un cantone come quello del Wallis, quindi del Vallese, dove che è uno dei 23 cantoni dove la legge non è uguale per tutti, magari questo è possibile. Quindi stai facendo un quadro in cui ogni regola dipende, cioè Sì, ogni regola ha la sua eccezione. Infatti, parlando di un altro esempio, se torniamo ai tempi della pandemia, la Svizzera ha avuto una densità di casi molto maggiore dell'Italia, perché le regole erano molto più blande. Lì le sanzioni c'erano, quindi non si doveva uscire, ma non si doveva uscire a gruppi superiori a 4 persone, quindi fino a 4 persone si poteva uscire.
E questo ha provocato chiaramente una diffusione del virus molto maggiore. I morti in proporzione sono stati un numero simile a quello dell'Italia. Chiaramente parlo di proporzione, parlo del tasso di mortalità, perché ovviamente la popolazione è molto inferiore, quindi non avrebbe senso paragonare i numeri assoluti. Però c'è stato questo, proprio perché anche in quel caso la legge prevedeva comunque delle scorciatoie, prevedeva delle eccezioni. Sì, non puoi uscire, però fino a 4 lo tolleriamo. E io facevo tante battaglie su questo, perché chiaramente avevamo dovuto chiudere i laboratori, quindi soltanto chi aveva dei ruoli critici veniva a lavorare. Io ero lì tutto il tempo. E le persone volevano venire a lavorare perché a casa non volevano star chiusi dentro e non ci stavano chiusi dentro poi. Quindi insomma, questo per dire che un sistema è organizzato in maniera completamente diversa. E poi il motivo principale è che è uno Stato federale però con una superficie molto più piccola dell'Italia, quindi insomma non stiamo parlando degli Stati Uniti, ci sono 26 cantoni, ci possono essere su diversi argomenti 26 legislazioni 26 diverse. regole. Sì. Quindi è un po' questo, insomma. Siamo rimasti anche molto stupiti dal fatto che i controlli, che dovrebbero essere annuali, abbiamo capito anche lì, non sono stati fatti per 5 anni. Esatto, questo dobbiamo dire che anche in Italia non è che insomma perché manca, come dire, c'è una carenza del personale ispettivo in generale, questo accade un po' in tutti i paesi d'Europa. A volte le leggi sono scritte in maniera ideale, poi la realtà è diversa, però certo puoi saltare un anno, ma ne salti 5. Stiamo parlando di un paese piccolo, come dicevamo all'inizio. Alcuni controlli sono delegati ai comuni e credo che alcuni di questi controlli fossero in carico al comune, ed era quindi proprio il comune quello responsabile di questi mancati controlli. Ecco, bisogna dire però che nei comuni piccoli a volte i vigili del fuoco sono un corpo di volontari, quindi non sempre la conoscenza può essere la più adeguata, insomma. È chiaro, quando parliamo delle città è diverso, perché ci sono i professionisti, ci sono quindi gli ispettori, diciamo ufficiali. In altri casi coprono questo ruolo di ispettore persone che lo fanno part-time, insomma, che hanno un altro lavoro e che fanno anche questo. E poi, siccome hai sottolineato più volte che sono posti piccoli e tutti probabilmente conoscono tutti, sì, sicuramente. Può essere benissimo che chi va a fare il controllo sia il cugino, cioè abbia rapporti molto stretti. Può succedere anche questo. Ecco, diciamo un'altra cosa della Svizzera come paese: alcune situazioni che in Italia sono considerate esecrabili o alcuni difetti che noi italiani abbiamo, in Svizzera sono considerati dei pregi. Per esempio, noi ci lamentiamo sempre che i nostri politici non si schiodano dalla poltrona, lì questo è visto come un pregio. Quindi se voi guardate il Consiglio federale, che sarebbe il governo, il Consiglio federale è composto da 7 membri, e vedrete che i nomi sono sempre gli stessi. Ogni anno il Parlamento vota la fiducia a ogni singolo consigliere federale, il governo è una sorta di grande coalizione che va dall'SVP, che sarebbe l'equivalente della Lega, che è il primo partito, passando per i socialdemocratici, sono il secondo partito, poi ci sono i liberali come terzo partito, il quarto partito è stato anche i Verdi, ma hanno votato il consigliere federale, quindi il ministro del centro, perché tradizionalmente fino a pochi anni fa il centro prendeva più voti. Quindi sono sempre questi 4 partiti al governo. Io ci ho vissuto appunto 17 anni e ancora adesso i partiti al governo sono gli stessi 4, i ministri sono normalmente gli stessi, fino a che dopo 10-15 anni così si stancano, quindi si ritirano, e a quel punto quel partito proporrà un nuovo ministro da far votare al Parlamento. E in Italia questo sarebbe incomprensibile. No, il ricambio non c'è.
Non c'è assolutamente, anzi quando i Verdi sono diventati il quarto partito in Parlamento si sono coalizzati per votare il candidato del centro che era sceso al quinto posto e il ministro è stato quello del centro, insomma, quindi ha conservato il suo ministero. Poi i ministeri, quello più anziano sceglie il suo ministero, i ministeri a quel punto sono fissi, ma quando uno si ritira, il più anziano in grado dice voglio andare in quel ministero lì, quindi si sposta e il più giovane, l'ultimo arrivato, si becca il ministero lasciato vacante. Quindi insomma funziona così. E voglio dire, in Italia criticheremo un giorno sì e l'altro pure una cosa del genere. In Svizzera questo è visto come positivo perché le persone nel frattempo hanno acquisito delle competenze e quindi è bene utilizzare le competenze di queste persone. Altro esempio, le raccomandazioni in Italia sono appunto una cosa vergognosa, si fa ma non si dice. In Svizzera invece si fa per iscritto, quindi se ci si candida per un lavoro bisogna avere delle lettere di referenze. C'è una legge specifica sulle lettere di referenza, quindi il datore di lavoro deve rilasciare una lettera di referenze obbligatoriamente quando la persona va via, quindi o per dimissioni o per licenziamento, ma la persona può chiederla ogni volta che cambia supervisore, quindi quando cambia capo o quando cambia mansione. E il datore di lavoro deve rilasciare queste lettere di referenza, che non possono essere negative per legge. Quindi la lettera di referenza non deve possono essere essere positiva, negative. non possono essere negative. Quindi si gioca sugli avverbi e gli aggettivi, perché insomma poi la legge stabilisce anche cosa deve contenere questa lettera di referenza, quindi deve contenere la capacità di lavorare in gruppo, la puntualità, le conoscenze tecniche, insomma sono alla quattro fine parametri. diventa quasi come un curriculum Sì, tu lo aggiungi al curriculum e chiaramente poi se hai anche delle altre lettere di referenza al di fuori di quelle obbligatorie, quindi tu quando ti candidi alleghi tutte queste cose. Se lettere di referenza non ne hai, molto probabilmente non verrai nemmeno intervistato. E quando poi viene intervistato, si guardano le lettere di referenza e si vede che sei l'amico di Rossella, sei l'amico di Gian, allora deve essere una brava persona perché io conosco e quindi si rientra un po' in questo loop. Magari noi lo facciamo in maniera nascosta e sappiamo che non si fa, ma lo facciamo. Loro invece lo fanno in maniera assolutamente trasparente, lo fanno alla luce del sole e vanno fieri di questo sistema. Quindi vi dico questo perché? Per dirvi che poi in fondo alla fine la natura umana è la stessa, i modi di fare le cose sono gli stessi, qui i controlli sono mancati come mancano tante volte anche in Italia, però insomma ecco, alla fine... Almeno però mi pare di capire le nostre leggi, almeno sulla carta, sono più rigide, più... Sì, le nostre leggi, se le leggiamo solo, ecco, non parliamo dell'applicazione, ma parliamo come dire, della stesura delle leggi, della scrittura, le nostre sono molto più precise, molto più puntuali, molto più dettagliate. Questo in generale, non parlo solo della sicurezza. Quindi noi sappiamo cosa succede se in Svizzera no, c'è l'interpretazione, c'è la negoziazione, per loro ecco, è molto importante in qualsiasi situazione arrivare al compromesso, mentre noi andremo subito dall'avvocato, cercheremo subito di andare in tribunale nel caso di un conflitto, di una disputa, loro cercano sempre di appianare. E quindi appunto non è tutto, voglio dire, non è tutto negativo, però... Va bene, ci hai demolito un po' un mito, sì. il mito. Mi dispiace per questo perché è un paese che amo, è il mio secondo paese, ripeto, però queste cose le criticavo anche quando vivevo lì e continuo nel mio piccolo a fare le battaglie per cambiare certe cose. Insomma. Ma gli orologi invece li fanno ancora molto bene, immagino. Gli orologi li fanno ancora molto bene, però ricordiamoci che l'orologio a cucù è della Baviera e poi è importato, quindi poi è esportato in Svizzera, quindi, insomma, sì, no, gli orologi li fanno bene, fanno benissimo anche la cioccolata, sono delle persone comunque stupende, io ripeto sono lì la settimana prossima
voglio bene a tantissime persone che sono in Svizzera, però le cose vanno dette e proprio perché amo questo paese va anche detto che magari ecco, sulla sicurezza un po' di attenzione in più non C'è guasterebbe qualcosa da e aggiustare. delle regole, insomma, un po' la certezza della pena. Non so, qui parliamoci chiaramente, i due gestori in Italia sarebbero finiti in galera, in Francia anche. Perché c'è comunque il pericolo di fuga, eccetera, eccetera. In Svizzera sono rimasti fuori, insomma, sono Sono liberi. tornati a casa, sono liberi. Quindi, insomma, Sai, poi- anche stavo pensando adesso mentre parlavi, le tanto vituperate tante volte regole europee, no? Che alcuni in Italia vivono come costrizioni, così è l'Europa, e invece probabilmente, ovviamente io ero già di questa idea, è positivo, no? Che abbiamo una cornice così generale che comprende tanti paesi e con delle regole ferree, insomma, almeno sulla carta. Dopo giustamente ci hai fatto notare che poi non sempre. Sì, noi abbiamo le nostre mancanze a nostra volta, abbiamo parlato qualche altra volta di sicurezza sul lavoro, abbiamo parlato anche dello scandalo dei nostri morti, però ecco, in Svizzera ancora una volta parlo del tasso di infortuni è maggiore che non in Italia. È proprio- maggiore. Sì, il tasso di infortuni sì, proprio perché non è regolamentato come nel resto d'Europa, insomma. Poi l'Italia ha altri problemi, questo magari ne parliamo un'altra volta, non mescoliamo troppi argomenti insieme, però è così. Un altro esempio, i femminicidi. In Svizzera di femminicidi non si parla, eppure il tasso di femminicidio è più alto che non in Italia. È più alto. È più alto, sì. Io avevo scritto un articolo per il mio blog proprio su questo perché non me l'aspettavo e perché non se ne parla. Quindi se il problema non si mette in luce, il problema non c'è. E quindi è questa la mentalità che andrebbe cambiata. Ripeto, insomma, è un paese che amo, è il mio secondo paese, però proprio perché lo amo, penso che sia giusto anche criticarlo e sia anche giusto mettere in evidenza le cose che potrebbero essere fatte diversamente. Poi questa tragedia poteva capitare in Italia, poteva capitare ovunque se le persone non hanno rispettato le leggi, ma quello che voglio sottolineare qui questa sera è che le leggi da rispettare in Svizzera erano diverse o meno stringenti di quelle che si devono rispettare in Italia. Insomma, ecco, il messaggio che volevo dare era questo. Va bene, Grazie. Maurizio, grazie. E allora, ti aspetteremo la prossima volta dalla Svizzera, insomma, faremo il collegamento. Io E sono ricordiamo prima il in blog. Turchia, poi in Svizzera, e poi Va torno in bene. Italia. E ricordiamo il Pappece blog di Maurizio, poi mettiamo il link dove ci sono sempre cose interessanti e anche scritte in modo molto gradevole, devo dire, molto leggibile. E allora buone trasferte intanto. Grazie, buon lavoro. alla prossima, buona trasmissione, grazie. Che male fa stringere i denti per una volta, anche se so che del mio cuore poco ti importa. Vorrei rubarti un po' d'amore vero, tutto per me, e sei tra te e me c'è un mondo intero. Che male c'è? Tu per gioco, ma sei stato un po' anche mio, e con te vale la pena di tentarla un'avventura. Che male fa credermi amica per una sera, fingere anche così, dare tutto di me e non capire più tra falso e vero,
avventura. Per gioco, ma sei stato un po' anche mio. Eccoci qua, che male fa? Una canzone di Mattia Bazzar cantata dalla nostra Patti. Bene, Rossella, passiamo, ci ha raggiunto, siamo giusti, un po' in ritardo di 2 minuti, ma ci ha raggiunto il nostro terzo ospite, è con noi e ci è venuto a ritrovare nuovamente Paolo Nardin, architetto Paolo Nardin. Buonasera, ciao Paolo. Buonasera a tutti. Bentornato a bordo. Grazie, come state? Bene, Bene, naturalmente. Come sta lei, architetto del verde? Sì, bene. Tutto ok. Allora, abbiamo chiamato Paolo perché abbiamo letto una notizia di questi nuovi grattacieli da 50 metri, tutti in legno. Come abbiamo visto a Rotterdam, c'è questo, sperimenta un nuovo modo di costruire di questi grattacieli in legno. Cosa sono, Paolo, questi edifici? Sì, fino a qualche anno fa difficilmente potevamo immaginarci delle costruzioni così alte in legno. Invece negli ultimi anni stiamo vedendo nello skyline di varie città appunto queste costruzioni molto alte costruite in legno e sono proprio dei veri e propri grattacieli con tecnologia in legno oppure tecnologia mista legno con l'aiuto magari anche di acciaio o porzioni di cemento e che si stanno sviluppando soprattutto nel nord Europa e in Canada. Sono i 2 paesi, diciamo, campione in questo settore. E il motivo è semplice: nel nord Europa hanno abbondanza di materia prima che è il legno e le foreste, quindi di conseguenza hanno anche una cultura millenaria nel saper costruire gli edifici con questo materiale e quindi sono stati anche i primi a utilizzare le tecnologie moderne appunto perché consentono di raggiungere queste altezze. Sì, no, dicevo appunto, l'elasticità del legno, no? Comporta ad avere un edificio abbastanza anche sicuro, suppongo. Sì, diciamo che quello che consente di raggiungere queste dimensioni sono delle 2 tecnologie fondamentali che si utilizzano per queste costruzioni e che sono l'X-LAM, che praticamente è un pannello costituito da vari strati di tavole in legno incollate fra di loro, pressate, con le nervature diciamo incrociate. E questo consente di fare diciamo le pareti, i solai e i tetti. Sono proprio dei pannelloni giganti che diciamo se ipotizziamo di costruire una casetta di 4 pareti, noi possiamo fare le 4 pareti già intere e montarle in cantiere una dopo l'altra. Quindi e anche una costruzione molto veloce anche. Sì. L'altra tecnologia è il legno lamellare. Con quello facciamo i pilastri e le travi, che vanno a sostituire appunto le travi in cemento o in acciaio. E sono sempre degli elementi in legno, delle tavole in legno pressate, incollate fra di loro con le fibre appunto nelle varie direzioni per dare più resistenza, però questi invece di essere dei pannelli molto grandi hanno una struttura tipo colonnare, diciamo, o trave o pilastro. Diciamo le 2 tecnologie abbinate insieme ci consentono di costruire e mandare su i piani appunto di queste costruzioni molto alte. Ascolta, anche dal punto di vista energetico, questi dovrebbero essere molto, sì, favoriscono anche un risparmio energetico, no? Sì, per 2 motivi sostanzialmente. Innanzitutto l'uso del cemento, la produzione del cemento implica delle emissioni di CO2 molto alte rispetto al legno.
E poi a livello di risparmio energetico il legno già di per sé è un materiale isolante, per cui avremo anche il risparmio di ulteriori materiali di isolamento tipo cappotti, tipo polistirene, eccetera, perché già il legno di per sé appunto ci dà già una percentuale di isolamento molto alta. No, vai, io Gianni. volevo sapere, così magari chiudo, i costi, cioè che differenza c'è di costi tra un edificio, diciamo, normale in calcestruzzo, adesso dico in calcestruzzo magari non è così, e questi qua in legno, cioè la differenza è tanta, è sostanziale oppure siamo là? Allora, i costi, il costo è la prima domanda che il cliente tutti- mi fa, esatto, che tutti mi fanno, e dice costa di più o costa di meno. Diciamo che la risposta non è dire costa di più, costa di meno, No, c'è lo da so. fare, diciamo, una riflessione, sul diversa. futuro, esatto, sul futuro Diciamo che dell'edificio. praticamente abbiamo il costo del materiale è più alto rispetto al cemento e al laterizio. Il risparmio dov'è? Sulla velocità di realizzazione dell'opera, come dicevi tu prima, quindi si risparmiano i tempi perché il cantiere è più veloce e breve, e di conseguenza anche abbiamo un risparmio delle spese, quelle relative ai noleggi, ad esempio dei mezzi, dei ponteggi, e anche dei rischi, una riduzione dei rischi della sicurezza, visto che prima avete parlato anche appunto di sicurezza, perché la componentistica, diciamo, è preparata, è prefabbricata, è preparata al millimetro, diciamo, nel capannone che produce il legno. E in cantiere arrivano già tutti i grandi pezzi da montare e da assemblare, quindi diciamo a livello di sicurezza ci sono meno ponteggi, meno rischi, ecco, per i lavoratori. Un altro risparmio è anche ad esempio sulle fondazioni. Le fondazioni di cemento, quelle servono, però possono essere fatte più leggere, perché il legno, essendo più leggero, diciamo, non ha bisogno di una fondazione, diciamo, di un certo livello, ma basta, diciamo, una cosa un po' più light. E la sicurezza è simile a un altro edificio, appunto. Diciamo, si riducono secondo me i rischi, proprio per il fatto che dicevo prima, arriva in cantiere diciamo, se immaginiamo di costruire, utilizziamo adesso una casa semplice, in cantiere arrivano i 4 pannelli che costruiscono le 4 mura della casa. Vengono tirati su con delle gru e appoggiati, diciamo, assemblati pian piano, per cui c'è meno rischio, ad esempio, dei ponteggi con gli operatori che salgono sui ponteggi. No, io intendevo la sicurezza dell'edificio, cioè una volta finito, cioè essendo più leggero è più insicuro oppure no? Allora, queste tecnologie che dicevo prima, appunto, di questi pannelli assemblati e incollati, garantiscono resistenza, e poi comunque vengono fissati anche con degli elementi in acciaio, e a volte si utilizzano comunque anche delle parti di scheletro o di cuore dell'edificio in cemento armato, per esempio dove ci sono gli ascensori o altro. Però ad esempio hanno studiato ad esempio anche il comportamento del legno col fuoco, e di questi particolari pilastri in legno lamellare che hanno un comportamento che vede praticamente un incenerimento della parte superficiale di questa trave in legno, però la parte, diciamo, interna che offre la resistenza riesce a resistere per un periodo abbastanza lungo al fuoco, rispetto anche ad esempio al ferro, che con le alte temperature degli incendi il ferro si fonde improvvisamente, completamente. Invece queste strutture di legno lamellare assemblato hanno questo comportamento, diciamo, che ci dà questi risultati anche con gli incendi di buona resistenza. Anche con i terremoti
Sì, esatto. No, sentendoti parlare di legno, così mi sono venuti in mente questi roghi spaventosi che ci sono stati anche a Hong Kong alcuni mesi fa, no? In cui 2 o 3 grattacieli addirittura sono diventati delle torce. Poi sono quelle notizie che arrivano, dopo non si sa più, ma c'erano migliaia e migliaia di dispersi. Sì. E un altro incendio tremendo che c'è stato in Inghilterra qualche anno fa, Sì. per cui effettivamente sì, non è che gli edifici non di legno siano così resistenti al fuoco. Infatti. Sì, infatti quello in Inghilterra era una torre, diciamo, costruita in maniera tradizionale e l'incendio mi sembra che fosse stato causato proprio dall'utilizzo di quei pannelli in materiale plastico, esatto, dai tipo cappotti di polistirene, plastica, che hanno esatto. creato proprio il divampare delle fiamme. Quello di Hong Kong invece mi sembra che lì c'era il legno nei ponteggi, perché loro Sì, utilizzano sì, di l'avevo bambù. letto, esatto. Di nei bambù, paesi sì. dell'estremo oriente utilizzano ancora i ponteggi fatti di bambù, Sì. o di pali di legno e dopo per carità sono Brucia anche dei velocemente casi. invece. Ah. E Perciò, invece in caso di terremoto, in caso caso di di terremoto, terremoto, questi sono fantastici, suppongo. sì, danno buonissimi risultati perché il legno, pur avendo una resistenza alta, ha una flessibilità e una leggerezza che Esatto. praticamente con l'onda d'urto del terremoto non si sbriciola come fa il cemento o il mattone, ma diciamo danza un po' con la vibrazione del terremoto È un po' come andare in gondola. Esatto, ha questa resilienza che si flette un po' e dopo ritorna nel suo stato, diciamo, originario. Perciò sono Pensiamo ad convenienti. esempio, sì, ho visto anche ad esempio in Giappone, che è un paese, diciamo, ormai da molti conosciuto come tra i più, diciamo, a rischio sismico, no? Però loro hanno unito, anche loro stanno sviluppando proprio tecnologie di grattacieli in legno, perché hanno unito la loro tecnologia, che diciamo è probabilmente sempre al top, e con quella tradizione millenaria che hanno loro nella costruzione delle pagode in legno. Per cui unendo i due saperi stanno mettendo in cantiere parecchie costruzioni molto alte. Parlavano di una torre da 350 metri. Però. Addirittura messa in cantiere, sì, in cantiere a Tokyo, prevista da completare per il 2040. Quindi diciamo ancora un progetto, diciamo, che si sta studiando, però sarebbe un record. sì, ascolta, e un'altra cosa, adesso non so perché mi è venuta in mente, perché io ho sempre l'idea che il legno negli ambienti umidi si rovina velocemente, no? E mi vedo già un grattacielo mangiato dagli insettoni che stanno nelle zone tropicali, forse non va bene in quelle zone lì così caldo-umide. Sì, bisogna valutare dopo anche appunto la posizione geografica ottimale e dopo in quei casi studiare appunto tutti quegli interventi, diciamo, di impermeabilizzazione che vanno a proteggere appunto il legno dall'umidità o appunto da queste forme, ecco, di infiltrazione che chiaramente sì, è un rischio. Un rischio però si riduce proprio per quelle tecnologie di legno che dicevo prima, lamellare, perché hanno anche delle colle interne, sono trattati, diciamo, rispetto al legno massello tradizionale. Quindi il legno lamellare è più resistente in sostanza agli agenti, perché ha queste cose. Okay. Deve essere più resistente. Naturalmente deve essere, diciamo, sì. Un'ultima perplessità, e cioè se prendesse piede, non è che deforestiamo il resto che non abbiamo deforestato per prendere il legno per costruire questi edifici? Sì, come dicevo prima, abbiamo già visto che lo sviluppo
di queste costruzioni diciamo è più frequente nelle zone dove c'è la materia prima disponibile, e quindi è difficile che succeda una cosa come dici tu, perché probabilmente nelle zone in cui c'è poca disponibilità non sarà più così conveniente, ecco, fare questa costruzione. Si passerebbe, diciamo, alla costruzione più tradizionale, dove hai risorse, dove hai la materia prima, con foreste diciamo a disposizione, lì non hai il pericolo del disboscamento, e quindi c'è anche la convenienza economica. È carina sta cosa che dici, costruzione tradizionale, parlando di quello in cemento rispetto al legno, perché in realtà le costruzioni di legno sono venute prima, quindi serve tornare anche indietro in certi aspetti. Sono tecnologie completamente diverse. Il passato che diventa il futuro, come, no? Sì. Carino, va bene, quindi abbiamo delle nuove prospettive. C'è qualche edificio comunque abbastanza importante, insomma, anche in Italia adesso in legno, no? Ho visto a Padova hanno fatto uno studentato, mi sembra. Qualcosa. Anche se l'Italia è un po' indietro, un po' più indietro rispetto agli altri paesi, perché la normativa nostra è un po' più rigida, un po' più complessa. Però ultimamente, proprio a livello di normativa. Un po' sì, anche per quello. Anche se ultimamente a livello normativo l'Italia, diciamo, si chiamano norme tecniche per le costruzioni, che ultimamente, ecco, danno la possibilità di fare edifici multipiano anche in legno, in maniera, diciamo, ecco, un po' più facile rispetto a prima. Però siamo un po' più indietro, diciamo. A Milano mi sembra che siamo arrivati a 9 piani. Insomma è già un'altezza comunque. Sì, no? È già sui 9-10 piani, mi sembrava di aver visto tra i più alti. Ma e si vede il legno per fuori o poi viene coperto con del colore, con dei materiali? In quello che avete citato prima di Rotterdam si vede sia dentro che fuori. Ecco, una cosa positiva di quell'edificio lì è che hanno mantenuto proprio anche il legno a vista anche negli appartamenti degli interni. Sì. Ed è una cosa positiva perché anche a livello, diciamo, di benessere psicologico, no? dell'abitare, ti dà quella sensazione così di calore e quindi di comfort. Ascolta, mi è venuto in mente, e la manutenzione del legno è cioè ha bisogno più di manutenzione negli anni? Dipende, se resta a vista avrà bisogno un po' più di manutenzione, però ci sono degli edifici che diciamo prevedono un rivestimento superficiale esterno, potrebbe essere anche un semplice intonaco anche, no? Vediamo ad esempio anche nelle case in legno che vediamo ultimamente, non i grattacieli ma anche le case, diciamo, più semplici, più basse. Tante volte non ci si accorge neanche che sono in legno, si vede perché sono trattate con un intonaco e poi tinteggiate esternamente, che dà anche quella protezione ulteriore anche per l'umidità, eccetera. La prossima volta mi faccio la casa in legno. Esatto, sì. Beh, un grattacielo con gli appartamenti, con le pareti interne di legno effetto baita, sembra un cortocircuito così abbastanza interessante, no? Cioè, però... Sì. Io ho seguito il progetto di una a Padova, una casa in legno. Sì, però era una casa di un piano. Però abbiamo usato proprio la tecnologia dell'X-Lam, questi pannelli, cioè sono arrivati in cantiere proprio il pannello già formato, aveva la finestra e la porta ritagliata, e quindi le 4 pareti montate in maniera molto veloce e i 2 pannelli del tetto, diciamo. Beh, quasi un po' come fa il castello con le carte da gioco. Sì, esatto. E abbiamo mantenuto in quel caso lì, anche lì, abbiamo mantenuto il legno a vista internamente sul tetto.
perché aveva Da calore, no? Da un senso Sì. così bello. Va Bella, bene. questa qua mi ha risollevato un po' la serata. Sì, perché gli altri argomenti non sono stati così piacevoli e accoglienti. L'altra Adesso particolarità di quell'edificio di Rotterdam che avevate citato Sì. anche voi è che è stato pensato proprio per poter essere smontabile, pezzo per pezzo. Perché la maggior parte degli elementi principali sono imbullonati con degli elementi di acciaio, imbullonati fra di loro tutti i pezzi di legno, quindi volendo, teoricamente, uno può smontarli e portarselo dall'altra a parte. secco, oppure nel caso in cui sarà il edificio, diciamo, Ma sì. là forse hanno pensato a Rotterdam con l'alzamento dei mari, hanno detto, beh, conviene farselo Sì, può essere. smontabile. E lo portiamo un po' più... esatto, un po' più in alto. più in là. Non so dove nei Paesi Bassi sia più in alto. Sì, esatto. Mi sa che potrebbe diventare utile anche a Cavallino andando avanti di questo passo. Non vorrei sì. sembrare catastrofista, ma... Sì. Solo che anche a Cavallino, se ci spostiamo sia di qua o di là, non è che ci siamo. Dobbiamo andare sul Montello, lo facciamo. Esatto. Siamo a quanti ricordi centimetri uguali. sul livello del mare? 15 centimetri sul livello del mare? Non so. Va bene, Paolo, grazie mille per queste informazioni. Grazie a voi. Sì, per averci offerto delle prospettive nuove. Esatto. Ecco, nella costruzione degli edifici. Boh, io direi l'ultimo brano e poi ci salutiamo. Un anno d'amore, sempre cantato da Paolo. Ciao a tutti. Grazie Paolo. Ciao, buonasera. Può finire qui, ma tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore? Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno come vuoto senza me, e di notte per non sentirti solo ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore, cosa vuol dire un anno d'amore. Il sonno servirà e tu mi lascerai, ma dimmi, tu lo sai, che cosa perdiamo se adesso te ne vai, non le ritroverai le cose conosciute e vissute con me.
luce e di notte per non sentirti solo ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. Eccoci qua, tornati nuovamente. Beh, Rossella, abbiamo finito il nostro giro. Abbiamo finito il nostro giro, torniamo a mettere la mongolfiera in garage, che ha freddo anche lei. Eh sì, che poi sarà un hangar, suppongo. Avete Tanto- ascoltato Il giro del mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo. Ecco qua la nostra sigla che dice a martedì prossimo, e mettiamo appunto in hangar, si dice in hangar, il posteggio delle mongolfiere. Delle mongolfiere, ma Ma non lo so. diciamo hangar, dai. Dai. Montiamoci la testa. Sì. E quindi niente, appuntamento, ringraziamo, c'è ancora collegata con noi Patrizia, Patti, ciao. Ciao, Ciao. grazie, a presto. A presto. Grazie a te grazie per la a te. musica. E Grazie. appuntamento a martedì prossimo allora. Va bene? Stesso Grazie a orario e tutti. Ah, se c'è qualcuno dagli Stati Uniti che non ha paura, sì, infatti. i contatti. Ciao a tutti. Buonanotte.